Giovedì 22 agosto 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Cominciamo con quella del Corriere delle Alpi. Purtroppo la notizia di oggi si apre con una brutta notizia riferita a una tragedia avvenuta in montagna. Vola nel canalone e muore. Tragedia a Passo Valles, allarme dopo l'assenza anomala dal lavoro, il ricordo dei colleghi dell'Aerobrico. Direttore bravo e capace. Trovato il corpo di Simone Noal, 39 anni. Lunedì era salito in montagna per una escursione solitaria. Il corpo senza vita di Simone Noal era in fondo a un canalone. Il 39enne direttore dell'Aerobrico di Belluno è stato individuato ieri mattina nella zona di Cima Veneggia sul Passo Valle su una scivolata improvvisa e un volo di un'ottantina di metri senza possibilità di sopravvivenza. L'uomo era partito lunedì per un'escursione in montagna, da allora nessuno l'aveva più visto. L'allarme martedì dopo che non si era presentato al lavoro all'Aerobrico, che resterà chiuso sabato durante i funerali. L'approfondimento di Gigi Sosso lo troveremo a pagina 16. Vediamo un primo piano del bellunese. Simone Noal aveva 39 anni. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, arrestato a Belluno, perquisizione a domicilio, aveva 1,3 kg di hashish. Perquisito e arrestato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della polizia nella sua casa di Baldenic. L'approfondimento a pagina 17. La foto di copertina, regole UE per i lupi. Bruxelles alle prese con la grana della proliferazione, si studia un abbassamento del livello di tutela. Nella foto di Ivan Brandalise, uno dei lupi avvistati di recente in una zona boschiva, del Feltrino. L'approfondimento di Zatterin a pagina 13. E sempre dal Corriere delle Alpi, Cortina arriva allo sfratto, chiude la Montessori. L'approfondimento di Menardi a pagina 28. Pista, luci, casette e tanti eventi, sarà un super Natale a Belluno. L'approfondimento di Alessia Forzina a pagina 18. Il Corriere delle Alpi ricorda che mancano 533 giorni per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Questi principali richiami che abbiamo trovato sulla prima pagina del Corriere delle Alpi riferiti al territorio bellunese. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano è come quella che abbiamo trovato sul Corriere. Simone, amico e professionista. Ieri mattina è stato individuato il corpo senza vita di Noal, era scivolato per 80 metri in un canalone vicino a Passo Valles. Il 39enne di Ponte nelle Alpi dirigeva l'Aerobrico di Belluno. I colleghi, sapeva scherzare ma era anche un vero capo. Le escursioni di montagna erano le sue grandi passioni. Assieme alle automobili e alle barche avrebbe dovuto essere una giornata all'insegna della natura e del trekking, invece si è conclusa nel modo più tragico. Circa 40 soccorritori martedì mattina erano mobilitati alla ricerca di Simone Noal, il 39enne di Ponte nelle Alpi, partito lunedì mattina. Il corpo senza vita è stato individuato ieri alle 7:40 in fondo a un canalone nella zona del Passo Valles. Noal dirigeva l'Aerobrico di Belluno e i colleghi lo descrivono scherzoso quando si poteva, ma serio quando era necessario lavorare. Foto di copertina del Gazzettino di Belluno, storie di pastori, in 6 anni la presenza di ovini giù del 30%. Un cellulare, a nostro figlio abbiamo regalato una pecora. Una famiglia di Lamon legata alla tradizione della pastorizia ha regalato 2 pecore al figlio invece di un cellulare, incoraggiando la sua passione per il mestiere. L'approfondimento di Fontanive da pagina 2 a pagina 3. Militari ritrovati, paura per l'assalto dei turisti dell'orrore, Marmolada, mancano le piastrine, difficile identificare i 2 soldati. L'approfondimento di Fontanive a pagina 10. Pieve di Cadore, cercatore di funghi recuperato ferito in piena notte. Quando non ha visto il marito tornare dopo un pomeriggio a cercare funghi, la moglie ha lanciato l'allarme, lo hanno trovato in piena notte ferito. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 11. Rio Gere, 15 anni dopo la prima volta del vescovo, sarà Monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, a guidare la celebrazione della messa in suffragio delle vittime di Falco per i 4 uomini dell'elicottero del SUEM 118 morti alle pendici del Monte Cristallo il 22 agosto 2009. È prevista una funzione religiosa in località Impo Pontio questo pomeriggio alle ore 16.
Il personaggio ha cercato per anni l'Arca di Noè, il monastero gli dedica tutta un'ala del monastero mechitarista sull'isola di San Lazzaro a Venezia è stata recentemente allestita per esporre oggetti, reperti e foto legati alle spedizioni di Tito De Luca, un bellunese noto per la sua ricerca dell'Arca di Noè. Dopo diverse spedizioni in tutto il mondo avrebbe trovato ciò che lui riconduce alla celebre nave. L'approfondimento di De Donà lo troveremo a pagina 7. Sanità feltrina, pneumologia, Catino è il nuovo primario. E ancora da Belluno, agriturismi in crescita, soggiorni e prenotazioni. L'approfondimento lo troveremo a pagina 5. Calcio, Dolomiti in Gran Spolvero cala la manita nell'amichevole contro il Borgo. Rugby, Feltre riparte, prima seduta, l'obiettivo è la promozione nell'approfondimento di Mammani a pagina 14. E ancora la proposta Dolomiti Festival, avanti tutta, ora tocca agli organi storici. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 15. A pagina 2 del Gazzettino di Belluno l'approfondimento riferito alla pastorizia, pecore decimate, in 6 anni sparito il 30% dei capi, a rischio in particolare la razza alpagota scesa di oltre il 17% dal 2018 a oggi, salva per ora l'autoctona di Lamone che rischiava l'estinzione da 242 a 487 capi. Il presidente di Confagricoltura: mancano pastori, solo uno giovane per ogni 10 che vanno in pensione. E questa è una testimonianza, la passione. A nostro figlio invece del cellulare abbiamo regalato un agnello. Milena Palla lavora la lana della fea, ovviamente in questo caso vuol dire pecora nel dialetto di Lamon, e il suo piccolo fa il pastore a soli 16 anni. Vediamo appunto il giovane pastore con alle sue spalle le pecore, le fee. Ma sempre in merito alla pastorizia, noi transumanti con bimbo di 4 anni. Alice e Fabio e il piccolo Martin transitano con il bestiame tra varie province venete, dormono in roulotte anche nei duri inverni, non ci siamo mai ammalati. Mi piacerebbe avere un contachilometri, un mestiere bellissimo e conosciamo tanta gente. Da poco abbiamo acquistato un'abitazione a Caiada, paese dove siamo gli unici residenti. La testimonianza di questi giovani pastori vi aspetta a pagina 3 del Gazzettino di Belluno. Siamo a pagina 5, ancora turismo, l'agriturismo piace sempre di più, un agosto di pienoni, quello registrato da Coldiretti Belluno nelle 80 strutture in provincia, momento molto positivo. In luglio e agosto l'ospite rimane 3 o 4 notti, nei periodi fuori stagione soggiorna anche una settimana. Anziani in solitudine estiva, il 67% delle over 75 è sola e la maggior parte vedova. Notizia invece che riguarda un aspetto sociale che interessa la provincia di Belluno. E ancora, stallo dell'innovazione, mancano i giovani specializzati. In provincia si cercano oltre 2000 addetti capaci di utilizzare tecnologie digitali, la metà classificata difficile riferimento. Siamo a pagina 7, ecco come trovai i resti dell'Arca di Noè. Il bellunese De Luca cerca reperti della nave primordiale seguendo le indicazioni dei testi sacri in tutto il mondo. Sull'isola di San Lazzaro a Venezia uno spazio espositivo dedicato alle sue ostinate spedizioni per l'Arca perduta. Ho setacciato ghiacciai e crepaci fino a trovare resti di quella che potrebbe essere l'Arca biblica. Nell'ultimo libro, Le pietre urlanti, De Luca parla di una ragazza sopravvissuta al genocidio del 1915. Parcheggi, notizia che interessa il capoluogo, disabilità, un'applicazione per i contrassegni. ViviPass permette di gestire le autorizzazioni in modo semplice, inclusi rilasci, rinnovi e revoche. E sempre da Belluno, dei Bernardini contro De Kunovic, non è più assessore in quota Lega. Il segretario provinciale, il sindaco lo sa e adesso aspettiamo le sue valutazioni. Sanità nel Feltrino, pneumologia, Catino nuovo primario, il dirigente è subentrato a Stefano Calabro in pensione. Il reparto punta ad aumentare l'attività interventistica. Nel primo semestre erogate poco meno di 3.500 prestazioni, molto richiesti i monitoraggi dei disturbi respiratori del sonno. Feltre, indennizi da maltempo per i danni dello scorso ottobre. Tutte le informazioni le trovate direttamente sul sito del comune di Feltre. Ma rimaniamo a Feltre, boom di turismi sull'alta via numero 2, rifugi pieni, ma il meteo, stagione con i fiocchi per il Dalpiazza e il Bruno Boz, anche se il maltempo e alcuni maleducati non hanno aiutato. Arsiè, l'antico Muraz sarà consolidato, il comune investe 140.000 euro, 7 ville, vice sindaca volontaria alla Sagra, è stato un piacere. Michela Simioni, simbolo della fusione da Alano all'evento storico di Quero, ho avuto un'ottima accoglienza, grazie.
E adesso spostiamoci a Rocca Pietro, i militari restituiti dalla Marmolada. Ora si teme l'assalto dei recuperanti dopo il ritrovamento dei resti a quota 2700 metri. L'area è stata presa d'assalto da curiosi e reporter. Resta tutta da chiarire la presenza dei 2 soldati su un fronte dove il loro reparto non ha mai operato. Val di Zoldo, una sottoscrizione per ricordare il messaggio di Milli. Continuerà a fare scuola Milli Fontanella. L'esempio e gli insegnamenti dell'ex docente zoldana scomparso improvvisamente nello scorso aprile per un malore che l'ha colpita mentre era a casa propria risuoneranno ancora nelle scuole. Siamo a pagina 11, messa del vescovo in ricordo di Falco, il rito di suffragio della tragedia di 15 anni fa. Oggi torna ad essere celebrato al Sacello, eretto nel punto in cui cadde. Oltre a Monsignor Marangoni, il parroco Don Brambilla, familiari, amici e tanti colleghi delle 4 giovani vittime. Sappada, Cadore e Cortina, il Rotary al fianco di chi soffre in Ucraina, e sempre da Cortina il comune ringrazia Santino, pioniere degli albergatori. Pieve di Cadore, cercatore di funghi 74enne, recuperato nella notte. Ore di angoscia martedì sera per un cercatore di funghi non rientrato a casa per cena. La moglie ha lanciato l'allarme, sulle sue tracce si sono mossi gli uomini del soccorso alpino di Pieve e Centro Cadore. La segnalazione era arrivata al 118 alle 18:45 per un 74enne di Pieve non rientrato da un'uscita in cerca di funghi. Fortunatamente la persona è stata comunque ritrovata. Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi. La prima notizia ci porta, che troviamo, è a pagina 16 e riguarda la tragedia avvenuta a Falcade, precipitato per 80 metri in un canalone, ritrovato morto il 39enne Simone Noale. Il dipendente della Rubrico di Belluno era partito lunedì mattina per una gita di montagna, sabato l'ultimo saluto. Il corpo senza vita di Simone Noale era in fondo a un canalone. Il 39enne direttore della Rubrico di Belluno è stato individuato ieri mattina nella zona di Cima Venegia sul Passo Valles. Una scivolata improvvisa e un volo di un'ottantina di metri senza possibilità di sopravvivenza. Erano le 7:40 quando sono cominciate le operazioni di recupero della salma dopo il via libera da parte del pubblico ministero Alberto Primavera. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Belluno erano in corso da martedì pomeriggio dopo la denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri di Belluno dai familiari del Noal che, avvertiti dai colleghi del figlio della mancata presentazione sul posto di lavoro dello stesso, si sono preoccupati e hanno lanciato l'allarme. L'uomo si era allontanato lunedì di prima mattina sulla sua Jeep Renegade di colore bianco con abbigliamento da montagna e uno zaino, pronto per una gita suggestiva sulle tanto amate Dolomiti. Era da solo e l'ultimo passaggio sul territorio provinciale era stato rilevato sulla regionale 203 a Gordina all'altezza di Cencenighe. È proprio in quella fetta di Agordino che si sono concentrate inizialmente le ricerche, verificando anche l'eventuale presenza dell'auto inquadrata nelle aree di parcheggio che portano fino all'imbocco dei sentieri. Alle 2:30 l'elicottero di Trento Emergenza ha effettuato un sorvolo seguito dai droni dei pompieri. Alle 4:30 la nebbia ha fatto interrompere i voli. Un'ora e mezza dopo Falco 2 ha imbarcato 2 soccorritori della Val Biois per una necessaria ricognizione aerea. Alle 7:40 il triste epilogo della vicenda con il rinvenimento del corpo in un canalone sotto i pascoli dove l'uomo è ruzzolato in maniera incontrollata per circa 80 metri. La salma è stata recuperata, trasportata fino al Passo Valles e affidata al Soccorso Alpino di San Martino e al SAGIF della Guardia di Finanza. Il medico legale non ha potuto che constatare il decesso e avvertire la magistratura, che ha commissionato soltanto l'ispezione cadaverica esterna senza provvedere all'autopsia. Un direttore bravo e capace, il negozio chiuderà per i funerali. Il vice Matteo Silvestrelli inquadrava bene le persone, le capiva e sapeva valutare. Direttore del Rubrico di Belluno, Simone Noale aveva cominciato la sua carriera nel grande magazzino del gruppo Paterno come addetto alle vendite, scalando poi posizione nell'organigramma aziendale grazie al suo talento e alla sua voglia di affermarsi. Aveva 39 anni, 39 anni, abitava a Ponte nelle Alpi con la famiglia. Grande appassionato di montagna, domenica aveva coperto il turno di mattina, approfittando poi del lunedì di riposo per un'escursione a Passo Valles in Trentino. Non sembrava un'uscita impossibile, al di là del maltempo delle ore precedenti che rendeva insidiosi i sentieri. Era partito da casa con tutta l'attrezzatura necessaria a bordo della sua Jeep Renegade, ma da nessuno aveva avuto più notizie di lui. Telefono scarico, senza attacchi di campo e un piccolo esercito di soccorritori a cercarlo, senza avere molti punti di riferimento.
Attoniti e increduli i colleghi che si fermeranno per il funerale, il negozio di Viale Europa dovrebbe rimanere chiuso in coincidenza con l'ultimo saluto a Simone Noale e può anche darsi che ci siano delle altre iniziative non ancora precisate. Non è retorico dire che Simone era un bravo ragazzo, dinamico e pieno di voglia di fare, senz'altro un bel profilo, sottolinea un collega che preferisce mantenere l'anonimato e sarà senz'altro presente all'ultimo saluto. Tutti insieme alla cerimonia laica di sabato alle 10:30 nella sala del commiato Caldart di via Cappellari. Siamo a pagina 17, 1,3 kg di hashish in casa arrestato dalla polizia. Le perquisizioni di ieri mattina hanno portato al sequestro, l'indagato è un italiano che stamattina va di fronte al GIP. Al vertice di Palazzo Rosso dal Ponte la comunità miglior soluzione per il caso San Rocco. L'approfondimento vi aspetta a pagina 17. Noi continuiamo con pagina 18, il villaggio di Natale, pista, mercato, luci e un ponte sulla piazza. Nei giardini, spazio bimbi con mini fattoria, le cene in una tensostruttura. Mauro Topinelli agli eventi saranno quotidiani, un palco anche sopra la fontana. Sempre da Belluno, strada chiusa ai bus, al vaglio il transito dietro ai giardini, notizia sempre riferita a questo importante evento che verrà organizzato nel periodo del Natale 2024. Rimaniamo nel capoluogo, nasce Baldenic 2024, facciamo comunità. Il comitato di quartiere vuole rilanciare momenti di incontro e risolvere problemi dai marciapiedi alle manutenzioni. 8 comuni in attesa di 5 milioni di euro, notizia a pagina 20, il bando di riqualificazione nazionale, i progetti promossi saranno finanziati non appena il governo metterà altri soldi, vigne, troppe bocciature, va valutato il merito, non le pratiche burocratiche. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, andiamo a pagina 21, notizia già trovata nell'edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina quindi 22, rifiuti senza tessera solo a Mugnai, la sperimentazione si ferma a Foen. No alla diga, va noi, il CAI è contro, raccolta di firme per salvare l'ambiente e ancora notizie brevi, foto di città amiche nella mostra di Gorog, oggi l'inaugurazione, in questo caso siamo a Pra del Moro. Andiamo avanti con Fonzaso, Punto Verde, pronto entro dicembre, Pasa il sindaco, il bando ai primi del 2025. Cesio Maggiore, la sezione nido all'asilo di Pezzi, il comune investe 480.000 euro e sempre da Cesio Maggiore notizia di spalle, addio a Vignaga, 50 anni fa fondò l'autodemolizione. L'imprenditore di Cesio aveva 77 anni, i funerali sono questa mattina a Pez. Sedico, Calonego, il rapimento in Libia, ci penso ancora di continuo, il tecnico fatto prigioniero nel 2016 segue le indagini sul presunto capobanda, non posso dire niente su questo argomento delicato, siamo appena all'inizio. E ancora da Sedico, la biblioteca all'aperto celebra 3 anni di attività con gli utenti, con gli ultimi eventi estivi. Sospirolo, sagra del Pano Yacht, il paese di Maras rivive la tradizione. E continuiamo con Longarone, piazza e lavori nelle frazioni, parte la stagione delle opere, la rinnovata giunta padrina mette a punto i prossimi cantieri sul territorio, previsti interventi ai parchi giochi e opere di mitigazione idraulica a Provagna. L'incendio a Longarone, famiglia ancora fuori casa, periti al lavoro sull'edificio. La verifica dei danni causati dal rogo di martedì in via Marchi permetterà di stabilire le tempistiche per il ritorno dei residenti evacuati. Canale d'Agordo, Masso precipita sul sentiero, colpito un escursionista. Il 45enne era a cima dei balconi con una numerosa comitiva diretta al COR. Molti interventi di soccorso durante la giornata sulle Dolomiti bellunesi. E si è spento a 84 anni, domani l'ultimo saluto, parliamo di Pio Carlin. Il CAI piange Pio Carlin, fu tra i soci fondatori della sezione di Caprile. Pieve di Cadore, siamo in Val di Zoldo, Casa Casal racconterà il legame lungo secoli tra Zoldo e Venezia. Domenica la presentazione del piano di recupero dell'edificio ottocentesco, caratterizzato dal simbolo del ferro da gondola. Cortina, Montessori, la scuola chiude i battenti, dal comune meno fondi e sfratto, licenziati 12 insegnanti e una collaboratrice, l'ex presidente Gaspari solo 155.000 euro al posto di oltre 500.000 euro. Abbiamo dovuto fermare il servizio attendendo l'esito della Cassazione. E continuiamo con Calalzo, drone con termocamera e cane per riportare a casa il fungaiolo, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Pieve di Cadore ancora, ragazzi da tutta Italia, la caserma Calvi di Tai per il campo scuola ANA. Dalla rubrica Cultura e Società, appuntamento con la bellezza, una giornata nelle ville venete, torna l'iniziativa che apre alle visite lo straordinario patrimonio del Nord-Est, un docufilm racconta come la nuova generazione di proprietari lo fa rivivere.
E dalla rubrica Giorno e Notte la grande forza di Simona Azzori, poi il tramonto con Erika Piccotti. Domani alle 20.45 nella Sala Cultura l'esibizione dell'artista Focomelica, sabato alle 20 a Rifugio Scoiattoli l'ultimo concerto a Calar del Sole. Appuntamenti che vi portano in questo caso a Cortina d'Ampezzo. E adesso lo sport con pagina 34, calcio, l'amichevole di Rasai. Primo tempo soft, poi la Dolomiti accelera e segna 5 reti al Borgo Val Belluna. Il Cavarzano è padrone in casa, nel ricordo di Gallo e Daroldi, i giallorossi regolano prima lo Schiara ai calci di rigore e poi l'Alpago nella partita decisiva spicca la doppietta dell'ex Dolomiti Alex Cossaltel. Altre notizie, in questo caso riferito al triangolare a Camp de Noguer. Hockey Alps League, l'addio del Linz fa ritornare il Master Round, cambia il calendario la seconda fase, il 22. Prima sfida per i Cortina Afro, gli ampezzani senza stranieri hanno superato 6-3 gli universitari della M-Line. Sci d'erba tra i bellunesi a Colindes per la Coppa del Mondo. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso. Queste le notizie che abbiamo trovato nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno e del Corriere delle Alpi. Termina questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.